Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi parliamo di giovani in entrambi i nostri segmenti. Nella seconda parte, accompagnata dal suo allenatore, ci sarà Ilenia Rummolo, che è una ranista, cioè che è una che nuota a rana. Nella prima parte invece siamo in compagnia del professor Michele Gallas, che è insegnante all'ISIS Carducci Dante, grazie per essere tornato nei nostri studi, e c'è anche Davide Cucar, che è un allievo violoncellista appunto del Carducci Dante e che si prepara alla maturità, dobbiamo dirlo, quindi insomma, tanto, come si dice, buon lavoro, diciamolo subito. Allora, con i nostri ospiti in questa parte della trasmissione parleremo di un appuntamento che è in programma domani alle 18:30 al Politeama Rossetti, appuntamento che si intitola Primo Movimento ed è una serata di musica e danza che è un po', professore, una novità, insomma, se vogliamo, no? È una prima volta quantomeno. È assolutamente una prima volta ed è anche un primo esperimento, se vogliamo, di unire le forze tra i due licei musicali della regione, quindi il liceo musicale nostro, Carducci Dante di Trieste, e il liceo musicale Percotto di Udine, unitamente anche al liceo coreutico, unico liceo coreutico in regione, che è l'Uccellis di Udine. Nasce questa idea da una spinta del Ministero, fondamentalmente, che in qualche maniera cerca di far unire le scuole per mettere insieme le forze e creare degli eventi di un certo tipo, ma anche dei progetti di un certo tipo. In questo caso abbiamo diciamo, concorso al bando delle arti, abbiamo vinto il bando come unione di scuole e abbiamo fatto questo progetto Primo Movimento che arriva a compimento con il concerto di domani sera. Ma suoneranno tutti assieme? Assolutamente, è stata formata praticamente l'orchestra regionale dei licei musicali e il coro regionale dei licei musicali, quindi avremo circa 110 coristi e una settantina di orchestrali. E ci sono musiche tradizionali del territorio e anche musiche di compositori come Bizet, Grieg, Holst e Shostakovich. Assolutamente, abbiamo deciso in fase di progettazione di cercare di partire proprio dalla musica popolare del territorio, quindi ascolteremo un brano in friulano, Ai prel le biele stelle, arrangiato per archi e coro, un brano marinaresca chiaramente, sempre arrangiato per archi e coro. Abbiamo utilizzato in questo caso degli arrangiamenti corali già esistenti, per esempio di Mario Macchio, di storici, tra virgolette, a cui abbiamo aggiunto gli archi, e tutti gli arrangiamenti sono stati fatti dal maestro Alessio Venier, che è il direttore dei Filarmonici Friulani, che però collabora con il liceo Percotto ormai da anni per il progetto orchestra che abbiamo integrato con il nostro progetto. Dove invece per quel che riguarda i brani, diciamo, i brani classici o di musica classica c'è l'ho detto prima, sì. Shostakovich, tra l'altro c'è anche, io questo ricordo, nell'antro del re della montagna dal Per Gynt esatto. di Grieg. Shostakovich, chiaramente Little Polka è finale dalla suite per orchestra in varietà. E anche una suite dalla Carmen. Esattamente, alla fine. Io non ho mai capito e non mi entra in testa, quindi probabilmente l'avrò anche già chiesto, ma proprio una roba di quelle che... Cos'è una suite? Una suite, diciamo, in origine sarebbe un insieme di danze. Ok. E quindi le suite, diciamo, barocche, settecentesche, sono formate da varie danze in sequenza. In questo caso viene utilizzato il termine suite, sì, per mettere insieme delle danze, ma tratte dall'opera Carmen. Quindi sono arrangiati dei passi significativi della Carmen, messi, diciamo, una specie di medley, se vogliamo, sul quale in questo caso balleranno poi anche il corpo di ballo della... Ma mi pare di capire che per traslato una suite non è più legata soltanto alla danza. No, cioè diventa, diciamo che l'assunto moderno è un po' più libero, ecco, diciamo così. Quello che una volta si diceva un purpurì. Esatto, diciamo in tempi non sospetti, come si dice. un purpurì. Allora, Davide, tu sei pronto per domani? Sì. Senti, quando hai incominciato a suonare?
Allora, io ho cominciato a suonare all'età di 10 anni, Ok. quindi in prima media. Ho continuato gli studi al conservatorio, dove ora sono iscritto, e poi mi sono iscritto al liceo musicale, grazie anche ai miei fratelli, perché anche loro si sono iscritti allo stesso liceo e ne sono usciti contenti. Io. Quindi sei una famiglia dove suonate Esatto. di continuo. Assolutamente. Cosa suonano i tuoi fratelli? Mio fratello più grande suona il clavicembalo. E Accidenti. sì, è quello strumento antico a come tastiera. no. Sì. L'altro mio fratello invece suona organo e fagotto. Accidenti. Sì, abbiamo praticamente un'orchestra a casa. Ci sono altri o No, finiti. Li abbiamo finiti, Cuccar, Sì. questa volta. Ma potete, adesso questa è una stupidaggine, ci sono potete mai esibirvi assieme, nel senso no, un po' difficile. È un po' difficile, complessa diciamo la che cosa. gli strumenti sono un po' diversi. Perché il violoncello? Allora chiariamo che il violoncello è quello che si suona seduti. Quello più grande è il contrabbasso. Quello okay. Ci sono in piedi. Sì. Che suona in piedi. Perché il violoncello? Ma allora, in realtà non ne ho proprio idea, perché io ho iniziato col pianoforte, Okay. quando avevo 4-5 anni. Poi, ascoltando qualche musica, appunto di questo strumento, me ne sono innamorato. E da un certo punto ho voluto provarlo e me ne sono innamorato, appunto. Qual è a noi può sembrare, cioè, la difficoltà, non tanto, come posso dire, la difficoltà, vorrei trovare un aggettivo, la difficoltà statica nel suonarlo, cioè è difficile suonarlo seduti? In realtà è abbastanza comodo, essendo seduti appunto non c'è grande fatica, forse più per le braccia e per le dita, che bisogna sempre utilizzarle alla fine. È uno strumento un po' complesso, perché rispetto ad altri strumenti, come ad esempio il pianoforte, noi dobbiamo trovare l'intonazione, e quindi non si sa mai se è quella giusta. Se è quella giusta. Certo. Ovviamente si studia poi. E toglimi una curiosità, visto che c'è sempre questa idea che chi suona il pianoforte debba avere le mani molto lunghe, o insomma c'è addirittura, io chiedo scusa per questa citazione che è veramente bassa, me ne rendo conto, c'è addirittura un telefilm della Signora in giallo in cui la soluzione è data dal fatto che colui che si spacciava per un pianista aveva le mani troppo piccole e quindi non avrebbe potuto suonare un brano particolare che prevedeva, adesso io non so esattamente come, insomma, Jessica aveva capito subito, è quello. Diciamo che avere le mani grandi si è più avvantaggiati, ecco. Ma per altri strumenti anche? Oppure magari per altri strumenti avere le mani un po' grandi Forse potrebbe per il violino avere le mani grandi non aiuta. Io suono il violoncello, quindi non so come suonare il violino. Io ho le mani abbastanza grandi, quindi mi ritrovo... Tu sei tranquillo? Sono tranquillo, esatto. Sul suo strumento sicuramente. Invece, professore, chiariamo anche questo aspetto diciamo, che riguarda proprio un liceo musicale. Che cos'è esattamente? E io poi, un'altra delle cose che non riesco bene ad inquadrare è proprio la scelta che si pone ad un ragazzo che ami la musica, diciamo così, in attesa del conservatorio. Cioè, se mi chiarisce questo, Capisco. Così diamo anche magari un'informazione a chi avesse interesse di sviluppare tutto ciò. Allora, assolutamente il liceo musicale è un liceo a tutti gli effetti, questo bisogna chiarirlo all'inizio, perché poi può essere una piccola scuola, no, è un liceo. Sì. Quindi la mattina i ragazzi hanno le materie dal liceo. Chiaramente non fanno latino, ma fanno tecnologie musicali, storia della musica e TAC, che sarebbe teoria, armonia e composizione. Quindi si interessano della musica dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista prettamente, diciamo, teorico e dal punto di vista storico. E approfondiscono nei 5 anni queste tematiche.
Il pomeriggio invece poi abbiamo la possibilità di studiare nel primo, secondo, terzo e quarto anno 2 strumenti. Ok. Uno il principale, che è quello diciamo d'accezione, quello con cui fanno l'esame di ammissione in prima, e il secondario che viene assegnato dalla scuola in base a diversi criteri, insomma, che adesso non sto qua a approfondire. E oltre a quello c'è una grossa fetta anche di musica d'assieme, cioè c'è il coro, c'è l'orchestra, poi dal terzo anno in poi ci sono anche diciamo duetti, Ok. piccoli gruppi di musica da camera, e quindi noi abbiamo, oltre ad avere chiaramente l'orchestra, poi si divide in laboratorio fiati, laboratorio archi e laboratorio percussioni, che poi si uniscono per creare l'orchestra. Ho capito. E loro possono, quindi i ragazzi che frequentano il liceo musicale possono essere iscritti anche al conservatorio? Io qua mi perdo. Assolutamente, noi abbiamo dei diversi casi negli ultimi anni, che Davide è uno di questi, ma ce ne sono tanti, nel quale i nostri allievi che sono ancora all'interno, diciamo, del percorso di scuola secondaria del secondo grado, sì, accedono già addirittura al triennio superiore del conservatorio, per una deroga che abbiamo chiaramente tra conservatorio e liceo musicale, e quindi possono già avvantaggiarsi con gli studi a livello accademico. Perché poi dopo, nel caso tuo, la strada che si apre è quella proprio del conservatorio. Sì, esatto. Sì. Dopo aver fatto il liceo musicale, una persona teoricamente dovrebbe andare in conservatorio. Mm-hmm. Poi è sua la scelta. Certo. Sì, diciamo che la filiera corretta sarebbe quella, no? Liceo musicale, poi accesso diretto al triennio, biennio, e poi uscita dal conservatorio. E poi uscita il tuo secondo strumento quale sarebbe? È il pianoforte. Ah, vabbè. Era il pianoforte, perché in quinta si abbona il secondo strumento. Fino alla quarta sia primo e secondo strumento, in quinta si tiene solamente il primo strumento. Ho capito. Io ripeto, non riesco a capire come mai nei licei, quantomeno al classico, adesso posso anche capire che lo scientifico possa comprensibilmente anche scegliere altre strade, ma io non riesco a capire come mai nei licei classici storici, quello che ho frequentato io per dire la verità, non ci sia un'ora alla settimana dedicata alla storia della musica. Questa è una grossa, io penso sia una mancanza, è una lacuna che andrà prima o poi ma io riempita. Io non vedo come dire, non vedo movimenti in tal senso, come un'altra materia che si dovrebbe in qualche modo studiare dovrebbe essere anche storia del teatro, quantomeno, insomma, perché detta tra noi è inutile portare i ragazzi a teatro se poi dopo non possono applicare voglio dire, quello che vedono ad uno studio, non lo so, insomma, sistematico, diciamo, sì, così, ecco, sì. Non riesco a capire, ma questo laddove quello del teatro può essere, vabbè, una roba anche, ma nel nostro paese che ha dato i natali a gente come Verdi, Puccini, Donizetti e gli altri, che non ci sia un'attenzione particolare alla storia della cultura musicale, credo sia veramente una pecca notevole, ma insomma questo lasciamo stare. Allora, qui intanto appunto abbiamo fatto vedere un po' lo strumento. Io sono sempre preoccupato quando i ragazzi portano gli strumenti, perché fidandomi, facendo conto sulla mia sbadataggine, ho sempre paura che lo strumento cada, si rompa. L'altro giorno è venuto un ragazzo che suona la chitarra e gli ho detto no, mettila via, perché può essere magari che con un gesto inconsulto, però insomma questo è che io vedo poco, tra l'altro, perché ma comunque questa è la grandezza standard. Sì, ne esistono di più piccoli appunto per la statura. Però questo teoricamente è quello che un violoncellista dovrebbe avere. Pensavo fosse più grande, se devo essere sincero, non so perché mi ero fatto questa idea. Il violoncello è uno strumento fantastico, no? Perché anche a me piace, non sono un violoncellista, ho provato da bambino a suonarlo, ma non è stata una grande avventura. Però perché ha questa capacità di riuscire a coprire
una tavolozza coloristica molto ampia, no? Se suonato in acuto sembra quasi un violino, se suonato in basso sembra un contrabbasso, quindi ha questa versatilità che anche per i compositori, anche specialmente contemporanei, viene sfruttata molto, anche perché poi si possono fare glissandi, effetti. E poi tra l'altro è uno molto strumento interessante. che adesso quei due si sono un po' perse le tracce, però c'era anche quel duo, appunto i Two Cellos, che poi erano dei musicisti croati, che devo dire la verità... Sulic e quell'altro. Com'è? Uno è Sulic e l'altro non mi ricordo. Mi pare Hauser, se Hauser, non mi sì. sbaglio, e devo dire la verità, io ho anche un CD di musiche da film, logicamente, e devo dire la verità, facevano delle cose abbastanza, come dire, certamente, diciamo così, non classiche, ma insomma hanno quantomeno acceso, penso, un certo interesse nei confronti... Delle fiammelle quella, insomma, e quantomeno ho fatto anche vedere che è uno strumento che può sembrare serio o serioso, in realtà è uno strumento che può, come dire, che può adattarsi. Poi devo dire anche un'altra cosa che prima mi è sfuggita, ma il fatto che il Ministero abbia spinto verso queste collaborazioni ha fatto nascere anche l'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali. Ah, ok. Dopo, Davide è il primo violoncello dell'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali. Non me l'hai detto. Quindi perché abbiamo vabbè, portato anche... no. Lui è molto modesto, ma però Sì, lo dico io. Modesty for beats, come dicono gli inglesi, insomma me lo dicevi. E questo è appunto allora, si suona con l'archetto? Si suona con l'archetto, sì, si può anche pizzicare, visto che è uno strumento a corda. E a parere mio è più completo tra gli strumenti. Ognuno Poi insomma se chiede un organista che dirà, però insomma, ma appartiene alla famiglia dei strumenti ad arco. Ad arco. Oh. Allora, questa è una domanda stupida, me ne rendo conto, ma io ormai mi butto ugualmente. Chi suona il contrabbasso e il violoncello deve saper suonare anche il violino o non necessariamente? No. Se si suona il violoncello basta quello, cioè, non bisogna per forza suonare anche il violino. Certo, se si suona il violino può essere che ci sia un vantaggio anche in altri strumenti a corda, visto che sono alla fine tutti della stessa famiglia e funzionano quasi tutti allo stesso modo. Però non necessariamente. Ecco, perché c'è sempre l'idea, no, che questo, siccome diciamo che è il violino più grande, sì, potrebbe pensare. Diciamo che i violoncellisti, quelli poi che si innamorano della musica antica, di solito passano la viola da gamba, che è un violoncello antico, possiamo chiamarlo così. Viola da gamba, perché però, sarebbe violino, diciamo, viola, violoncello, contrabbasso sono e contrabbasso invece si pizzica soltanto, no, si suona anche con l'arco. Hai visto Beh, forse perché lei frequenta molto il jazz, quindi li pizzicano e basta, ma insomma... No, mi è venuto in mente che una delle mie prime frequentazioni con il contrabbasso era con un film di Laurel e Hardy, con lui che suonava, loro che suonavano, e la gente gli dava l'elemosina perché andassero a suonare da un'altra parte. Dice, io vi do, però andate da un'altra parte. C'è, immagino, anche molta letteratura, cioè molte composizioni proprio per contrabbasso, no? Violoncello. Per violoncello sì, soprattutto dall'800 in poi ha avuto questa esplosione, diciamo, perché prima era uno strumento che serviva più per accompagnamento, per altri strumenti appunto come il violino. E appunto ha una letteratura vastissima, soprattutto nella musica da camera e anche nei concerti, se vogliamo. Sì. Nasce in che anno più o meno? Si può datare un... per come lo vediamo comunque... Per come lo vediamo... Settecentesco. Dalla 600. fine del Settecento, sì, per come è oggi. Ho capito. Però poi appunto... Abbiamo avuto un'evoluzione come famiglia dalle viole da gamba, prima le viole da braccio, poi le viole da gamba, e poi siamo riusciti a tirar fuori lo strumento moderno. Viola da gamba deve essere qualcosa che mi viene in mente con... La viola da gamba si suona perché si tiene in mezzo alle gambe, per quello si chiama. Invece Ma la deve viola essere, da braccio... deve essere un titolo di qualche cosa che ha a che fare con la viola da gamba. Se riesci, Davide, puoi tirarti su il microfono, perché vedo che scende, io sono
terrorizzato da queste, ci siamo riusciti. Quali accortezze bisogna avere soprattutto per mantenerlo? Allora, dopo averlo suonato bisogna sempre pulirlo dalla pece, che è una resina che si mette sull'arco per avere un po' più di attrito. Bisogna toglierla perché sennò comincia a dare problemi alla risonanza, alle corde. Bisogna pulirlo anche dal legno del violoncello perché si attacca, è molto appiccicosa. E ogni 6 mesi, ogni anno bisogna cambiare anche le corde perché dopo un po' cominciano a smettere di avere una certa sonorità. Capito? E hanno anche un certo costo le corde perché vanno dallo zinco a vari altri materiali. E anche la custodia, bisogna far sì che non si rovini perché Capito. dentro si porta il nostro strumento. Toglimi una curiosità, perché logicamente poi dopo uno se non ha un interesse non nota determinate cose, ma a Trieste ci sono ancora negozi di strumenti musicali? C'è il Rossoni che C'è ancora, ok. è un negozio sì, di vari strumenti, non ci sono più liutai Ho capito. e i costruttori di strumenti. Quelli appunto si sente una certa mancanza a Trieste. Ho capito. Ma per esempio si vanno ad acquistare nei negozi di strumenti musicali. In realtà si comprano dagli liutai appunto. Ho E capito. loro li costruiscono e li vendono. Ho capito. Esatto, diciamo che fondamentalmente quando poi uno strumentista ha una certa manualità, bravura, si fa costruire lo strumento per sé. E quindi ha proprio il liutaio di fiducia. Ok. Ordina il violoncello a 3 anni di distanza, anche 4 a volte, dice fammi col violoncello. Poi a volte ti succede, perché ho un amico liutaio in Lazio che costruisce proprio contrabbassi e violoncelli, succede che finisci lo strumento, lo dai al musicista e dice non mi piace più. Soprattutto quando si lavora con musicisti di un certo livello. In quel caso esatto. che lo tiri dritto in pratica. Ma cosa volevo chiedere? Ecco, per esempio, sì, le corde devono essere cambiate perché? Perché a forza di suonare appunto perdono una certa sonorità anche dello strumento e così facendo certi pezzi non vengono valorizzati. Capito. Invece con corde nuove e soprattutto di qualità si può suonare molto meglio certi pezzi che richiedono anche una certa manualità. Ma dovete tenerlo per esempio in luoghi particolari della casa, cioè dove non c'è, immagino, cioè uno lo tiene in poggiolo? Io lo tengo nella mia stanza che è appunto secca, bisogna evitare l'umidità perché questo può rovinare il legno e la colla. È meglio metterlo in un posto secco. Sì. Tu questo da quanto ce l'hai? Questo ce l'ho da circa 3 anni. Ok. L'ho comprato da un liutaio veneto. Me ne sono innamorato perché ha un suono magnifico, a parer mio. È uno strumento che è un anonimo sassone, è di circa un secolo, con vari tipi. E quando l'hai preso in mano per la prima volta hai capito subito? Cioè, Ho capito subito che era il mio strumento, che dovevo prenderlo per forza, sì. Ne avevo provati altri, ma non era come questo. Si innamora degli strumenti. No, ma capisco, cioè, io immagino, io non ho queste, però capisco insomma che fa parte poi del C'è anche la particolarità che comunque il violoncello appoggia sul corpo, no? Quindi c'è una specie di rapporto tra chi lo suona e lo strumento. Proprio la voce per esempio è lo strumento che ha il contatto totale perché uno ha lo strumento dentro, però insomma gli strumenti ad arco, soprattutto quelli anche un po' grossi tipo contrabbasso e violoncello, hanno questa particolarità che l'esecutore a un certo punto lo sente proprio come un'estensione di se stesso. Sì. Non ho chiesto, chiedo scusa ma lo faccio adesso perché anche qua è una cosa che forse non è che diamo per scontata, proprio non la consideriamo per niente. Al liceo musicale, se ho capito bene, non si studia solamente uno strumento, eccetera, cioè c'è anche la possibilità di studiare, di esercitare la propria voce, cioè
sono dei cori, uno Assolutamente, può anche... ma c'è proprio la classe di canto, io insegno canto, ecco, io insegno canto, ecco, sono uno dei 2 docenti di canto. Sì, assolutamente, il canto è messo alla stregua dello strumento, per cui c'è la classe di canto come c'è la classe di violoncello, come ci sono le classi di tutti gli strumenti. Sia per quanto riguarda coro che per quanto riguarda il canto solista? Assolutamente, sì. Il coro, diciamo, è una attività d'assieme, quindi lo fanno quasi tutti, non tutti, ma insomma, dipende un po' dallo strumento di elezione. Diciamo, i pianisti, i cantanti e i chitarristi, qualche chitarrista fanno coro, invece gli archi fanno gruppo archi, i fiati fanno gruppo fiati, le percussioni fanno gruppo percussioni e le chitarre, comunque quelle di primo strumento, fanno gruppo chitarre. Quindi abbiamo diversi gruppi abbastanza anche estesi di 20-25 elementi che possono esibirsi, insomma. E quando arrivano i ragazzi al liceo, quindi a 14 anni, hanno già la voce formata? Questo è un problema, nel senso che soprattutto per i maschietti, perché può succedere che arrivino ancora con una propaggine di voce bianca da sistemare, come possono arrivare con la voce già formata, perché poi l'età del cambio della voce è abbastanza diversa tra persona e persona, assolutamente. In quel caso lì si lavora in una certa maniera piuttosto che in un'altra, insomma. Allora invece per quanto riguarda uno strumento musicale, cioè adesso so che è brutto dirlo, può essere che uno si stanchi, però se uno si stanca significa che non era la strada sua probabilmente. Può succedere, assolutamente, sì. Può succedere durante il percorso, però diciamo che succede raramente, per fortuna. Ecco, sì, nostra, immagino ecco. che lì ci sia anche proprio la volontà di... Assolutamente, sì, se uno si iscrive al liceo musicale generalmente ha già un'idea ben chiara di quello che più o meno vorrebbe fare, insomma. Ecco. Allora adesso, come sapete, c'è l'esame di maturità. Quando incomincia? Adesso non vorrei stressarti anch'io, ma perché la scuola finisce al 9 di giugno, che finisce di martedì. Noi abbiamo gli scrutini il 12, poi i loro scrutini, quindi lui saprà se, chissà se... Beh, insomma, non credo no, okay. Penso che non sia problema. E poi gli esami, la maturità, quest'anno quando incomincia? Allora, le prove scritte sono 18 e 19, giusto? Sì. E poi loro avranno, perché la seconda prova scritta del liceo musicale è composta da 2 parti, c'è la parte, diciamo, teorica, che quest'anno sarà di TAC, che è teoria, armonia e composizione, quindi dovranno fare o un'analisi di un brano musicale oppure una composizione su melodia data o sul basso dato, dipende da che prova esce. E poi nella stessa prova c'è una seconda parte che è esecutiva, per cui loro dovranno fare con il proprio strumento, col primo strumento, un recital di circa 20 minuti. Ok. Beh, anche noi durava 20 minuti Circa, E l'esame orale? L'esame orale è successivo a queste quindi voi dovreste finire ai primi di luglio probabilmente, con tutta evidenza. Sì. In teoria sì. Dipende un po' da come vengono assemblate le commissioni, perché ci sono commissioni un po'... Sappiate che noi, adesso io non voglio, però no, io ho finito il 16 di luglio con l'esame e abbiamo avuto i voti, dunque quello era un sabato, 16, 23, 30, il 29 di luglio. Quindi... Tensione massima. È molto meglio così, anche perché però da noi c'è una tensione continua che nel caso vostro non vedo, ecco, insomma, però no. Immagino che ci sia ugualmente, perché non è certo, che... l'impegno ci deve essere, sì. Però da noi era una roba veramente piuttosto allucinante. Allora, ricordatevi l'appuntamento di domani sera alle 18:30 al Rossetti. Primo movimento è il titolo del recital a questo punto, del concerto. Perché, sì, è un concerto spettacolo, se vogliamo. Insomma, dai. Che vede insieme il Liceo Musicale Caterina Percoto di Udine, il Liceo Musicale Carducci Dante di Trieste e il Liceo Coreutico Uccellis di Udine. Grazie al professor Michele Gallas e grazie a Davide Cucar per essere stati con noi. Buon lavoro ad entrambi, mi raccomando, ma non c'è bisogno. Insomma, adesso andiamo in pubblicità, poi cambiamo argomento. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, continuiamo a parlare di giovani, quindi abbiamo 2 per dire la verità, perché c'è allora Ilenia Rummolo che è medaglia d'argento ai campionati giovanili italiani di 200 rana. Quando si sono tenuti?
Ad aprile, Ad aprile. Dove? a Riccione. A Riccione. E poi c'è con noi anche Simone Arigoni, che è il suo allenatore, e anche lui è abbastanza giovane, insomma. Adesso 33 anni. usciamo da questo territorio che non mi conviene frequentare, stante la mia età. Allora, la squadra è la Triestina Nuoto e giusto ieri parlavamo con Franco Del Campo, il direttore della piscina, insomma, diciamo così, anche se non è corretto come definizione, e dicevamo appunto di come la Triestina Nuoto, insomma, si sia già ritagliata uno spazio molto importante all'interno dello sport cittadino. Allora, saltiamo il dovere di cavalleria, perché è una domanda che forse ci aiuta ad affrontare anche le altre. Che cos'è la figura dell'allenatore? Cioè, chi è un allenatore? Allora, diciamo che la domanda è un pochino complessa. Ecco, perché esatto, l'allenatore deve essere una figura comunque di riferimento, una figura stabile, ma allo stesso tempo deve plasmarsi a seconda degli atleti che ha di fronte. Quindi deve essere sì rigido, autorevole, ma allo stesso tempo deve comprendere le difficoltà che hanno i ragazzi. Diciamo che la figura negli ultimi 20-30 anni è cambiata drasticamente, perché 30 anni fa l'allenatore era visto come una persona quasi straniera, estranea, molto distaccata. Nel corso degli anni sta assumendo, diciamo, un ruolo un pochino più presente e partecipativo per quello che riguarda la vita dell'atleta. Molto spesso chiedono consigli alimentari, chiedono anche consigli su come comportarsi al di fuori dell'allenamento, quindi ecco, è una figura sì autorevole, ma allo stesso tempo non deve essere troppo rigida. Ma tu, possiamo darci del tu, insomma. Tu quanti ragazzi alleni? Io alleno 12 ragazzi dell'età compresa tra i 14 e i 20 anni. Ho capito. E poi alleno anche un gruppo di bambini più piccoli, dagli 8 ai 10 anni. Però, se ho capito bene, devi, come dire, compenetrare i problemi di ognuno e quindi magari appunto avere anche degli atteggiamenti differenti. I ragazzi non sono tutti uguali, anche perché l'aspetto principale è che sono delle persone, quindi non vanno trattati tutti allo stesso modo. Qualcuno ha bisogno di una parolina in più, qualcuno di un gesto in più, quindi ecco, avendo 12 ragazzi dovrò comportarmi in 12 modi leggermente diversi. Questo è più facile in uno sport come il nuoto, che è comunque uno sport, come si dice... È uno sport di gruppo ma individuale, quindi hanno obiettivi diversi i ragazzi, però partecipano tutti quanti alla stessa attività. Quindi ognuno ha i propri obiettivi, ognuno ha il proprio percorso da fare, pur allenandosi tutti insieme. Allora, invece, Ilenia, come hai scelto? Beh, noi abbiamo avuto ospite tuo papà qualche settimana fa e tuo papà è stato bronzo olimpico 200 rana alle Olimpiadi di Sydney e hai scelto rana perché non potevi fare altrimenti a casa. Una puntata strana perché il ragazzo di prima aveva i fratelli che suonavano e quindi suona anche lui, eccetera. Tu potevi fare qualche altro sport e facendo nuoto hai dovuto far rana per via di tuo papà? O no, non credo, insomma. No, cioè diciamo che ho scelto io di fare nuoto, non mi hanno obbligato, e ho scelto rana perché è lo stile che mi riesce meglio. Ma adesso qui correggetemi se dico delle stupidaggini, eccetera. Rana è, come posso dire, è il primo movimento che una persona fa, che un ragazzo fa, che un bambino fa quando entra in acqua. Cioè io non vedo uno che entra in acqua e si mette a fare stile libero. Rana è quello più, nel senso, mi rendo conto che lo stile è un altro, però il movimento mi sembra quello più naturale probabilmente. Cioè sì, solo che in genere il primo stile che si impara è il dorso. Perché il dorso, avendo la testa fuori dall'acqua, è più semplice come insegnamento. Il dorso, quello a pancia su. Ah no, ecco, questo non avrei pensato proprio che fosse rana, perché però dovete mettere la testa sotto. Ah sì? Sì. Abbiate pazienza, io su questo sono un po'... La rana è il classico stile da mare, quello che fai a mare. Quando vai a barcola puoi fare subito rana. Sì, io ci vado poco, questo è anche abbastanza evidente, insomma. E quindi è stato naturale, insomma. Sì, sì.
Papà non ha detto niente, No, è stato no. contento però, Sì. immagino. Senti, la medaglia d'argento te l'aspettavi, l'hai cercata, l'hai voluta? Diciamo che l'ho voluta e ovviamente il mio obiettivo a tutte le gare è quello di migliorare, poi se arriva la medaglia ovviamente sono contenta, però l'obiettivo principale è quello di migliorare. Ecco, questa è una domanda eventualmente per tutte e due. Come si gestisce e come si incanala tutto ciò in senso sportivo? Cioè c'è la voglia di fare, eccetera, però appunto bisogna anche far capire ai ragazzi che ce ne sono tanti altri come loro in vasca che hanno la stessa motivazione, eccetera. Come si fa a dare la giusta motivazione senza però, come dire, arrivare a dare troppa vessarli, pressione? sì. Allora, è molto delicata come cosa. Innanzitutto si parla di obiettivi, come dicevo prima, individuali, quindi ognuno ha vari obiettivi diversi dagli altri e devono essere obiettivi leggermente difficili, raggiungibili e non troppo ambiziosi, altrimenti moralmente l'atleta viene distrutto. Quindi di solito se ne parla intorno a settembre-ottobre e poi in base all'andamento della stagione possono essere migliorati o comunque assottigliati un po'. Ma le vostre stagioni sono quelle, no, perché d'estate... Sono settembre e agosto. Abbiamo soltanto una pausa di 4 settimane dal 10 agosto fino ai primi di settembre. Quindi noi iniziamo a metà settembre e finiamo la stagione ai primi di agosto. E quando ti alleni? Tutti i giorni, in genere anche la domenica se ci sono gare. Quanto tempo? 2 ore al giorno e quando c'è palestra 1 ora. Cioè, Senti, quindi facciamo 2 ore di nuoto e 1 di palestra. ogni giorno? Sì. Cioè no, la palestra 2 volte a settimana. Ah, boh, Sì, sì. però fate comunque, no, quel giorno non fate però 2 ore di nuoto? Sì. Pure? Sì. Mamma mia. E questo logicamente, e questo fa capire anche la serietà di chi fa sport a determinati livelli, perché certamente questo ha un impatto con l'organizzazione quotidiana della scuola, dello studio, eccetera. È difficile conciliare tutto ciò? Ce la fate? È un po' difficile, solo che ormai sono abituata, cioè faccio questo sport da quando sono piccola e quindi ormai sono abituata. C'è differenza, ne discutevamo ieri, del campo me l'ha spiegato, ma insomma meglio se me lo spiegano ancora una volta. C'è differenza fra nuotare in piscina al coperto e nuotare poi, come si dice, all'esterno? Insomma, le gare mi pare di capire che vengono fatte, cos'è, nella maggior parte all'esterno o all'interno? No, non c'è una... No, le manifestazioni più importanti vengono fatte in vasca da 50 o all'interno o all'esterno, dipende dalle situazioni. Normalmente il campionato estivo nazionale si fa all'aperto. Ok. Abbiamo fatto l'anno scorso a Chianciano e quest'anno si farà a Roma. Però per esempio la gara a cui parteciperà Ilenia il 19, 20 e 21, che è una rappresentativa nazionale giovanile, sarà in vasca da 50 al coperto. Cambia tantissimo tra scoperto e coperto, specialmente per i dorsisti. Chi fa dorso non ha punti di riferimento sul cielo, mentre se la vasca dovesse essere coperta ha comunque dei punti di riferimento. Quello che cambia tanto è la ventilazione. Sei molto più ossigenato e non sempre è un vantaggio, se non sei abituato. E gli allenamenti per determinate gare vengono fatti anche, come dire, conoscendo se una gara sarà fatta all'esterno o all'interno? Sì, esatto. Infatti la stagione estiva ha quasi sempre le gare all'aperto, quindi ci alleniamo all'aperto per quanto riguarda giugno, luglio e i primi di agosto finché non parteciperemo alla gara. Quindi facciamo la parte invernale al coperto con la gara importante appunto ad aprile/maggio. Che è questa che hai fatto tu adesso? Il campionato nazionale giovanile. Okay. E poi metà maggio, giugno, luglio, primi di agosto ci spostiamo verso la vasca esterna per preparare appunto la gara importante che sarà all'esterno. Ho capito. Domanda anche questa un po' stupida. Tu preferisci all'esterno o all'interno? Non è una questione, immagino, di preferenze, no? All'esterno ti abbronzi. Sì.
No, insomma, Cioè, per me è abbastanza uguale. non ti sei mai posto il problema, ecco. No. Giustamente, insomma, questi sono tutti quanti problemi nostri questi. Mi rendo anche conto soprattutto di chi non ha conoscenza della questione, però insomma, però delle volte sono anche domande che si pone la gente a casa, no? Nel senso anche perché... Curiosità. Ecco, è cambiato il nuoto in questi anni rispetto immagino poi che sia cambiato non soltanto rispetto a quando magari io avevo una certa età, ma penso anche forse anche rispetto a 5 anni fa. Diciamo che è in continua evoluzione ed è una cosa positiva perché a Bordo Vasca si vedono molte più persone preparate, competenti, che hanno fatto un percorso di studio adatto. Io ho fatto la triennale in magistrale scienze motori e vedo tanti colleghi a Bordo Vasca. Nei primi anni 2000 veniva scelto come secondo lavoro, quindi c'era qualcuno che faceva un lavoro la mattina e il pomeriggio per arrotondare faceva l'attività di allenatore. Quindi è cambiata molto sia la figura dell'allenatore sia gli allenamenti e il nuoto di per sé. Si sta evolvendo e si sta molto specializzando e vengono usati molti attrezzi rispetto a quelli che venivano usati negli anni 2000. Si usano per esempio, noi abbiamo comprato dei sensori per misurare la frequenza cardiaca, cose che negli anni 2000 erano sconosciute. Usiamo anche dei traini, dei paracadute. Dei paracadute? Dei paracadute, sì. Sono delle cinture con un piccolo paracadute attaccato dietro che tendono a rallentare per migliorare quella che è la forza. A seconda di quale sia l'esercizio si può migliorare la forza rapida, la resistenza. E chi aziona sto paracadute? L'allenatore? No, è una cintura attaccata all'atleta. L'atleta trascina questo paracadute. Cioè in acqua fa resistenza. Ho capito, è automatico, diciamo sì. così. Quindi questo è anche curioso, ma non è quindi una roba che poi si apre? No, non diventa grandissimo, Non diventa è grande grandissimo. poco più di un palmo di una mano. Questa è curiosa. Allora, qua vedo nelle note che mi hanno mandato una cosa che non avevo visto prima, ma tu hai anche una sorella che fa più o meno le stesse, che disputate le stesse gare in pratica. Com'è sta storia? Com'è? È più grande o più piccola? È più grande di 3 anni. Ho capito. Sì. Cioè, è comunque bello avere una sorella al mio fianco che ha le mie stesse passioni ed è bello condividerle con lei e ci supportiamo tutti i giorni a vicenda. Ho capito. Ma a casa parlate anche di altro? No, insomma, adesso No, sì, ovvio. Cioè, a casa in genere non si parla di nuoto. Beh, ecco, meno male, perché sennò dopo Sì, diventa eccessivo. Allora, la stagione estiva quali obiettivi vi pone? Allora abbiamo 2 obiettivi. Il primo è il 19, 20 e 21. Giugno. Parteciperà a una competizione internazionale a Novi Sad in Serbia. Vascara 50 al coperto, dove parteciperanno tutte le squadre, le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo. Si chiama Coppa Gomen. Quindi questa è la prima tappa. La seconda tappa è il campionato nazionale estivo, che sarà dal 4 all'8 agosto. Si svolgerà a Roma, in Vascara 50 allo scoperto. Avremo anche altre gare che saranno dei test / gare di passaggio per questi 2 eventi. La prossima gara l'abbiamo sabato e domenica, questo weekend. Dove? A Gorizia, al Trofeo dell'Est. Ho capito. E i tuoi invece obiettivi anche a livello più, come dire, più in avanti, insomma? Ma diciamo che, cioè, allora, il mio obiettivo principale è quello di migliorare e i miei obiettivi del futuro spero di arrivare alle Olimpiadi. Difatti, perché insomma Sì. poi, ma diciamo, insomma, questo deve anche essere così. Sì, cioè per ora cerco di non pensarci ovviamente perché è ancora lontano, ancora altre tappe diciamo da fare, però diciamo che è quello il mio obiettivo principale. Che sarebbero quelle più alla tua portata, quelle di quando? Diciamo che si valuta anno dopo anno. Anno dopo anno. Sì. Per il 28 siamo un pochino troppo presto. Che è Los Angeles, no? Los Angeles. Si sa già dove sono quelle del 32?
No, mi pare di no, mi pare che non si sappia. Però su quelle ci possiamo fare un pensiero. Ma lì, ecco, per esempio, come ci si arriva? Nel senso, ci sono dei risultati che vengono sommati? Come si decide che... C'è un tempo limite per la partecipazione alle Olimpiadi. Cioè, coprire una determinata distanza sotto un tempo... Esatto, ho capito. esatto. Però è molto precoce ancora parlare di questo. Ma questa è la mia curiosità proprio per capire come si arriva a... Ma in tutte le manifestazioni, sia nazionali che internazionali, c'è un tempo limite da raggiungere per la qualificazione. Il lavoro che sta facendo, fra l'altro, da anni la Federazione Italiana Nuoto è un lavoro ottimo, perché i risultati, insomma, i risultati si vedono. E anche c'è sempre questo problema, no? Che sono risultati che sono sotto gli occhi di tutti ogni 4 anni, nel senso, perché il momento delle Olimpiadi è il momento in cui tutti gli sport considerati minori, che è un termine brutto per dire la verità, ma del quale dobbiamo accontentarci perché non ce ne sono altri, è il momento in cui gli sport minori vengono a galla, che nel caso vostro non è nemmeno bello da dire, però mi domando sempre quanto, per esempio, per un giovane sia importante avere un esempio vincente di un atleta della propria nazione per spronarlo ad andare avanti, oppure anche per spronarlo ad intraprendere uno sport. Adesso è inutile dire che in questo periodo penso che le scuole di tennis saranno piene di gente che si iscrive, eccetera, come desumo nel periodo d'oro della Pellegrini, credo che molti anche si interessavano al nuoto, perché cioè, la figura del campione è importante anche per i ragazzi delle nuove generazioni. Allora sì, secondo me è molto più importante avere una figura all'interno della stessa squadra, perché l'atleta di elite incoraggia a iniziare l'attività. Ho capito. Come per esempio è successo con Sinner, le scuole di tennis stanno cominciando ad avere più iscrizioni proprio per Sinner. Secondo me invece il grosso vantaggio è avere un atleta di elite o comunque che ha un atteggiamento... Sì, però che sia che tu possa vedere quotidianamente. Esatto, esatto. L'esempio per loro è fondamentale, perché solo con le parole non si rendono conto di cosa vuol dire essere un atleta e come comportarsi da atleta. Avendolo invece accanto cambia totalmente la storia. Tu hai avuto anche papà vicino. Sì. Però lì forse un po' diverso, no? Perché in famiglia c'è sempre questo rapporto un pochettino strano, no? Sì. Diciamo che non mi allena mio padre, quindi... E credo sia buono, anche rispetto a certe cose che si sono sentite di allenamenti, padre di allenatore che allena figli, eccetera, forse... Ma Davide è bravissimo. Però... Bravissimo. Diciamo che poi sul bordo vasca non è mio padre, cioè è l'allenatore, quindi... Sì, credo sia un rapporto molto sì, particolare. Insomma. Sì. Allora, tutti e due siete arrivati a Trieste, insomma, tu sei nato vicino di Iaricia, vicino a Roma, tu vicino a Napoli, eccetera. Che città è la nostra, vista da chi ci arriva da altri posti, insomma? Allora, una città molto bella, molto pulita, molto ordinata. Io mi sono trovato bene fin da subito a Trieste. Tu da quanto sei qua? Se posso Sono dal 2021. Ah, quindi in tempi anche relativamente sì, recenti. Settembre 2021. Mi sono trovato molto bene, peccato per i parcheggi, pochi parcheggi, però città sul mare bellissima, bellissima proprio. E poi sono stato accolto benissimo, fin dal primo giorno. Ma per esempio, hai colto l'attaccamento della città allo sport? Sì, molto. Un attaccamento molto forte ai colori, a quello che è la propria famiglia. Io venendo da Roma, già il livello di società è molto superiore rispetto a quello che è a Trieste. Consideri che a Roma ci sono circa 60 società e un allenatore, un atleta non fa grossi pensieri nel cambiare società.
Qui invece c'è molto attaccamento, una cosa molto positiva. In questo ho capito. È come se la maglietta e la cuffia fosse cucita addosso, ed è una cosa molto bella. Sì. Tu invece, tu sei a Trieste da quanto? Aspetta, Settembre 2022. Ah, quindi anche un anno tu dopo. molto recente, insomma. Sì. E, ti sei inserita adesso. Sì. Un giorno, insomma, anche più. Tra l'altro anche tu fai il Carducci Dante. Sì. Io sono molto contento per il Carducci Dante, essendo la mia scuola, quindi sono parecchio... il liceo, il tuo è il liceo? Economico-sociale. Economico-sociale. Ti lasciano allenare, sì. Sì. Quindi anche da questo punto di vista sta cambiando un pochettino. Credo che il supporto, diciamo, creare un rapporto proficuo anche con la scuola, soprattutto per i ragazzi di una certa età, sia importantissimo, no? Sì, ci deve essere molto equilibrio e anche molta plasticità, perché per esempio alcuni ragazzi chiedono di spostare gli allenamenti in base alle interrogazioni programmate, quindi a volte capita di chiedere di allenarsi la mattina anziché il pomeriggio, così come la scuola a volte lascia la possibilità di partire per un weekend, venerdì, sabato, domenica e anche lunedì a uno studente. E magari si posticipa Sì, anche il fatto di riuscire ad organizzare le interrogazioni è un grosso vantaggio. Non tutte le scuole lo fanno, però qualcuno lo fa. Però è già cambiato molto rispetto a tempo fa, insomma. Sì. Perché questo bisogna sottolinearlo, insomma. La scuola nel nostro paese ogni tanto lascia a desiderare, però a volte appunto ci sono delle cose molto belle che giova sottolineare. Allora, adesso noi ci salutiamo, intanto c'è un modo particolare che si possa ripetere per dire in bocca al lupo, buon lavoro, come se c'è qualche cosa tipico di chi nuota? A Roma dai. Ah, semplice. Dai. Io pensavo delle robe più... Io dico sempre mi raccomando. Poi noi perché... siamo un po' scaramantici. Com'è? Siamo un po' scaramantici. Ah, figuratevi, questo... Non diciamo nulla. Allora, siccome qui è il terzo scaramantico, lasciamo tutto in sospeso senza dir nulla, ma comunque insomma, buon lavoro, forse è la cosa migliore. Grazie allora a Simone Arrigoni e a Ilenia Rumolo per essere stati con noi. Noi ci vediamo domani, come sempre alle 17:55. Buona serata a tutti e arrivederci.